www.containerradio.it. Carissimi amici, siamo sempre qui in diretta dal Teatro Ristori di Verona e siamo in compagnia di una giovane promessa della musica italiana che abbiamo visto recentemente ad Amici, e quindi diamo il benvenuto a Carmen. Benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Allora Carmen, cosa vuol dire per te oggi partecipare al premio Beatrice qui a Verona e quale messaggio vuoi lasciare alle persone che sono in ascolto? Per me è un grandissimo onore essere qua, sono veramente felice di essere stata ospitata e il messaggio che voglio lasciare è un messaggio di comunque sempre felicità, anche perché io sono una ragazza, ho 18 anni e quindi di tanta gioia. Beh, sei stata una grande protagonista della scorsa stagione di Amici e dove sei arrivata sul podio con un bellissimo secondo posto. Com'è stato partecipare a questa trasmissione e che cosa ti ha lasciato? È stato bellissimo partecipare a questa trasmissione perché mi ha lasciato tanto e mi ha fatto tanto crescere rispetto a come sono entrata, sono uscita totalmente in un altro modo e appunto sono arrivata al podio ed è stata la vittoria più grande. Essere arrivata già in finale è stata per me una vittoria grande e nulla, mi ha lasciato veramente tanto, sono molto contenta di averlo fatto. Lo scorso giugno è uscito il tuo primo album, La Complicità. Com'è stata l'emozione? C'è un brano all'interno del disco che più ti rappresenta? Sì, La Complicità è stato l'album che è uscito poco tempo fa, insomma sono molto contenta del risultato che abbiamo ottenuto, adesso sto lavorando per un secondo album e come canzone che mi rappresenta in realtà tutte mi rappresentano dell'album, non c'è una in particolare. La Complicità, diciamo, ha dato il titolo al mio album, parla della storia tra me e mio padre, però in realtà è la complicità che proprio si crea tra due persone, che sia mamma, papà, che siano amici appunto. E quindi insomma non ce n'è uno in particolare ma tanti, tutti. E quest'estate ricordiamo che ci hai fatto sognare con la bellissima Tra le mani, che è un brano stupendo appunto come stavi dicendo. E che cosa stai preparando quindi per la stagione autunnale? Come dicevo poco fa, sto lavorando al secondo album che sarà ricco di tante emozioni, sarà ricco di tanta profondità anche, sarà un album molto profondo, allegro ed emozionante, quindi tante sorprese. Molto bene, quindi ti seguiremo anche sui social e ti volevamo chiedere dove ti possiamo trovare. Potete trovarmi su tutti i social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma potete seguirmi lì per scoprire le nuove cose che farò, i nuovi prossimi incontri, insomma. Bene. Grazie mille Carmen. Allora, per ultima cosa, come di consuetudine qui a Container Radio, per alcuni secondi diventi speaker anche tu, e quindi vorrei che fossi proprio tu a lanciare il tuo singolo che andremo a ascoltarcelo con un saluto per i nostri amici ascoltatori. Ciao a tutti, io vi lascio con un bacio e un abbraccio, vi faccio ascoltare La Complicità. Grazie. Grazie a voi. Nei nostri giorni non c'è stato tempo di dimostrare cosa abbiamo dentro, troppo impegnati a diventare grandi, a non capire che www.containerradio.it